Per la installazione dell'antenna 5G al villaggio Pirandello di Agrigento c'è una forte preoccupazione tra gli abitanti residenti. Nei mesi scorsi avevano già sottoscritto una petizione esprimendo la possibilità di pericoli per la salute pubblica e inviato una lettera al sindaco come responsabile della stessa. Intanto nel quartiere del villaggio Pirandello è arrivato nel pomeriggio di ieri un tir con altri mezzi per installare l'antenna di 20 metri per il ripetitore 5G. Su un terreno privato in via Edoardo De Filippo, a pochi metri dalle abitazioni. In breve tempo i residenti si sono radunati sul posto. Nei mesi scorsi avevano già sottoscritto una petizione esprimendo preoccupazioni per la salute pubblica e inviato una lettera al sindaco come responsabile della stessa. I cittadini hanno avviato una raccolta firme indirizzata al sindaco, alla prefettura, alla procura, all'ARPA, accompagnata da una lettera aperta che manifesta preoccupazioni per le dirette, immediate e gravi conseguenze per la salute pubblica. Si teme che le richieste di autorizzazioni presentate nel 2021 oggi con le normative soggette a modifiche non siano più valide. I residenti hanno chiesto immediati chiarimenti sulle autorizzazioni per l'installazione della stessa, poiché le richieste risalgono all'autunno del 2021. Hanno chiesto agli operai di sospendere i lavori in attesa di verificare i permessi e hanno anche allertato i carabinieri. Dopo l'intervento dei militari i lavori sono ripresi regolarmente e procedono abbastanza velocemente. I residenti esasperati attendono una verifica attenta e puntuale presso gli uffici tecnici comunali per esaminare la pratica e conoscere eventuali soluzioni. Non si comprende come mai le antenne non si possono installare presso la zona Villa Seta, che dopo la rottamazione delle TV locali molti tralicci giacciono inutilizzati nella collina.